Stasera lezione effervescente. Allora, di solito a me piace iniziare questa lezione citando una famosa frase, la sappiamo anche a memoria, adesso ve la leggerò, che è tra l'ironico e il faceto. È una frase che ha detto qualche tempo fa Lily Boulanger. Lily Boulanger è una delle grandi donne dello champagne, insieme al Clicquot Ponsardin, che ha introdotto anche delle interessanti innovazioni tecnologiche. Comunque Lily Boulanger, per quanto riguardava quando beve lo champagne, si esprime in questa maniera qua. Lo champagne lo bevo quando sono contenta e quando sono triste. Talvolta lo bevo quando sono sola. Quando ho compagnia lo considero obbligatorio. Lo sorseggio quando non ho fame e lo bevo quando ne ho. Altrimenti non lo tocco, a meno che non abbia sete. Ora, ovviamente la Boulanger aveva tutto lo champagne che poteva bere e tra i migliori. Vi ho detto questo perché normalmente gli spumanti noi li releghiamo a dei momenti di festa, di celebrazione, piuttosto che di aperitivo, o altrimenti, non so, per abbinarli anche, non so, alla fine di un pasto, e spesso anche sbagliando, perché si dice che chi mangiando un dolce lo abbina a uno spumante brut o uno champagne extra brut, in quel momento un sommelier nel mondo muore. Cosa voglio dire con questo? Che gli spumanti in realtà, proprio per la loro tipologia e varietà, si adattano un po' invece a tutte le situazioni, sia di aperitivo che anche adesso che va molto di moda la bollicina defaticante, no? A fine pasto. Però possono sopportare l'abbinamento con tutto un pasto, si possono abbinare a qualsiasi cosa. Se ne può fare un uso più massiccio di quelle che sono appunto quelle situazioni a cui vengono relegati. Adesso partirei, il discorso di abbinamenti lo vedrete al terzo livello. Di cosa parleremo? Beh, lievi accenni storici per capire come sono nati e come si sono sviluppati. Poi la classificazione, cioè capire cos'è uno spumante, e poi i due più diffusi metodi di produzione dello spumante, che sono il metodo classico e il metodo Charmat, Martinotti-Charmat. Noi, per fare un po' noblesse oblige, utilizziamo di solito più il termine Charmat, però il vero inventore è un italiano ed è Martinotti. E poi vedremo le zone di produzione e infine gli spumanti dolci e frizzanti, che sono la terza parrocchia di questa grande insieme degli spumanti. Per semplificazione, durante la dimostrazione dei vari metodi produttivi, io a volte invece di dire metodo classico dirò champagne, perché è il metodo classico più famoso al mondo per antonomasia. Quando mi riferirò allo Charmat potrei dire prosecco. E lo faccio soprattutto perché, dovendo voi cominciare a approfondire la conoscenza adesso degli spumanti, avete subito un riferimento che sicuramente conoscerete. Ma spumanti, cenni storici. Antichissimo, abbiamo addirittura nel libro dei Salmi una citazione in cui Yahweh, ovvero Dio, sorseggia una coppa di spumeggiante vino. I primi segnali in cui esiste proprio una tecnica di produzione di spumanti, che poi tra l'altro sono dei vini che sono naturali, perché se noi abbiamo una fermentazione, voi avete già fatto la lezione di enologia, abbiamo che degli zuccheri si trasformano in alcol, ma producendo dell'anidride carbonica. Nel momento in cui l'anidride carbonica può essere dispersa nell'aria, il vino rimane fermo. Ma se viene costretto in un recipiente chiuso, ecco che si discioglie nel liquido e crea queste bollicine o sovrappressione. E i romani lo avevano già capito che il sistema era di chiudere un contenitore, mettere magari, aggiungere al vino del mosto ancora zuccherino per far ripartire una fermentazione, magari poi mettere nei pozzi nell'acqua fresca per tenere le temperature abbastanza controllate che non si potesse poi leggiare, e creavano questi spumanti, i vari spumens, spumations, ditillans, eccetera. Arriviamo fino a quando si dice che è partita veramente la grande produzione
degli champagne degli metodi classici, chiamato nello champagne metodo champenois, e si può soltanto in champagne nominare come metodo classico, metodo champenois. Si dice che lo abbia inventato lo champagne Dom Pérignon. Ora c'è un po' una leggenda, alcuni dicono addirittura che questo cellarario di Hautevillers, che è un'abbazia dello Champagne, è un personaggio un po' quasi inventato, nata di nascita e di morte con le stesse dei re, e quello che è più facile che sia accaduto è che nella fine del 1600 c'è stata una piccola glaciazione, il che ha portato degli arresti di fermentazione nelle cantine. Poi, quando è arrivata la primavera, quando ormai il vino era in contenitori, ripartivano le fermentazioni e creavano queste bollicine. E sembra che Dom Pérignon si sia dedicato più che altro a non far venire bollicine, perché non erano gradite dalla nobiltà e dal mercato francese. Agli inglesi invece piacevano molto, tant'è che compravano dallo champagne vini che erano già rinomati, ci aggiungevano del mosto, avevano poi tra l'altro delle fabbriche in cui creavano queste bottiglie belle a vetro spesso e resistenti e creavano i loro frizzanti. Lo hanno capito che c'era il mercato i francesi, ecco che hanno cominciato a sdoganare la produzione di vini con le bollicine. Se vogliamo fare un po' di campanilismo, tanto per contrastare il discorso di questo inventore ormai fantomatico, leggendario del metodo classico, un certo farmacista, Don Francesco Scacchi da Fabriano, in una pubblicazione De Salubri Potu Dissertatio, circa 50 anni prima, si parla del 1620, aveva descritto tutti i processi per ottenere uno spumante tipo metodo classico. Erano un po' più, diciamo, aderenti ai metodi che usavano i romani, ma comunque, se vogliamo avere proprio un primo documento di produzione, di iter produttivo di un metodo classico, possiamo concorrere anche noi alla paternità. Tra l'altro questa pubblicazione originale è stata acquistata da una delle famiglie più importanti per la produzione degli spumanti in Italia, il Lunelli. Allora, intanto cominciamo a capire cos'è uno spumante. Dal regolamento CE si denomina uno spumante un vino che può provenire dalla prima o dalla seconda fermentazione. Ho scritto in rosso le cose più salienti. Seconda fermentazione è quella più utilizzata, ovvero hai un vino base, gli fai rifare una fermentazione in contenitore chiuso ed ecco che si forma il perlage o la sovrappressione. Ma qui si parla anche di prima e la incontreremo durante la lezione, ovvero in uno stesso processo produttivo si fa il vino, ma si fa anche il perlage. Per essere uno spumante, calcolato a 20 gradi centigradi, la sovrappressione che si va a creare di questa anidride carbonica disciolta nel liquido deve essere non inferiore a 3 atmosfere. Ora, 20 gradi perché se alzi la pressione, la temperatura aumenta anche la pressione, sappiamo le relazioni che ci sono. Si parla anche di un titolo alcalometrico e si parla del titolo alcalometrico dei vini, ovvero delle cuvée che vanno poi in una seconda fermentazione a costituire lo spumante. Come vengono classificati gli spumanti? Beh, intanto al titolo alcalometrico minimo del vino base, cioè dal quale si fa una seconda fermentazione. Dal titolo alcalometrico effettivo, compreso l'eventuale dosaggio. Ancora voi non sapete cos'è un dosaggio, comunque diciamo che è un inserimento di un qualcosa che alza il valore alcolometrico del vino. La sovrabessione minima a 20 gradi, perché vedremo che ci sono anche degli spumanti che non sono a 3 atmosfere, sono molto di più, a qualche atmosfera in meno, c'è proprio una varietà di valori di atmosfere. E la durata minima del processo produttivo, che vedremo che è importantissima per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche che poi vengono a creare nello spumante. Andando un po' a approfondire quindi queste classificazioni, riprendendo questo regolamento, quindi vino spumante, sovrappressione di 3 atmosfere,
con un titolo alcalometrico minimo delle partite che lo vanno a costituire di 8,5. Ma non interessano più quelli di qualità, in cui si alza a 3,5 atmosfere e si alza di 1 grado volumetrico le partite base. E poi c'è una terza tipologia, che sono i vini spumanti di qualità del tipo aromatico. Ora, vedete, dalla caratterizzazione, si ritorna giù a 3 atmosfere, abbiamo la definizione di 2 titoli alcalometrici, quello di 6 gradi effettivo e quello totale di 5 gradi volumetrici. Perché? Perché il più delle volte sono dei vini dolci e quindi si deve cercare di mantenerli in questo intervallo. Avete già visto che nei vini dolci si parla di un titolo alcalometrico svolto e di uno potenziale. E poi ci sono gli spumanti gassificati, che li lascio a voi, anzi, li lascio a voi nel momento in cui non siete sommelier, perché non ci interessano, sono proprio di qualità inferiore, perché a noi interessano gli spumanti naturali, ovvero dove con un processo fermentativo naturale si va a creare questo perlage, queste bollicine che devono tendenzialmente essere fini. Negli spumanti artificiali sono dei vini a cui viene soffiata dentro l'anidride carbonica a bassa temperatura attraverso delle candelette di ceramiche, però vi posso lasciare immaginare come poi sono risultati. Abbiamo un perlage, delle bolle veramente grossolane che violentano il palato più che di solleticarlo. Un po' come bere un'acqua minerale riscaldata, no? Questo è l'effetto, a noi non interessa. Che uve si utilizzano per la produzione di spumanti? Normalmente nei spumanti dolci abbiamo le uve aromatiche, e con uve aromatiche, per esempio per l'Italia c'è tutta una catalogazione di quali sono le uve permesse che rientrano nelle uve aromatiche, che però voi avete conosciuto un sottoinsieme di questo. Qui l'insieme un po' più allargato, oltre che i moscati, i bracchetti, il malvasia, eccetera, ci sono anche dei semi aromatici, il gewürztraminer, la ribolla, il gamay, è un insieme un po' allargato. Per gli spumanti secchi, ecco che la glera, che va a formare il prosecco, è un classico, la ribolla, ma anche altri vini che comunque abbiano un impatto, diciamo, aromatico identitario del vino di partenza, del vino base di partenza, Müller-Thurgau, ma anche Riesling. Nel momento in cui andiamo a fare degli spumanti di metodo classico, in cui il processo produttivo è ben più lungo e che si ha un affinamento che porta anche a delle caratteristiche organolettiche che proprio sono inerenti proprio a questo affinamento sui lieviti che hanno creato la sovrappressione, andiamo a cercare quei vitigni che mantengono una certa struttura e di potenziale di longevità. Quindi, a parte il classico trittico che è nato e utilizzato per la maggior parte dello champagne, che è Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier, abbiamo anche il Pinot Bianco che viene utilizzato in Franciacorta, Pinot Grigio che viene utilizzato anche nell'Oltrepò, e anche dei vini di grande struttura, dei vitigni di grande struttura che possono creare vini di grande struttura tipo Verdicchio, Riesling e Inzolia. La caratteristica delle uve, come devono essere fatte queste uve? Beh, devono essere coltivate in zone in cui ci sono delle buone escursioni termiche. Sappiamo il perché, perché aumentano i valori aromatici nelle uve, i neuroisoprenodi, i glicosidi, i terpeni, nello sbalzo di temperatura tra il giorno e la notte. In più, in posti dove si può mantenere una certa acidità, che è fondamentale per avere un giusto equilibrio. Abbiamo già visto che i vini bianchi e i vini spumanti hanno un equilibrio che va un po' più verso l'acidità. Abbiamo bisogno sicuramente di vini con un acido, spalle acide importanti. Le uve devono essere adatte, quindi che permettono una buona acidità, abbiamo già detto, e non ci interessano quelle con tanti polifenoli, perché sono un po' nemici della presa di spuma, tendono a emettere poi nel momento in cui si apre la bottiglia in maniera molto violenta l'uscita della carbonica. Anche se ci sono dei casi in cui per esempio si fa dei vini spumanti con il nebbiolo.
con la punta del nebbiolo, però vinificate in bianco stando attenti che non finiscano troppi polifenoli nel vino. Buona continuità fogliare, che comunque è una ricetta per qualsiasi tipo vino, sia fermo che per base spumante. È importante base percentuale di potassio. Nello champagne, dove esiste proprio una scienza della produzione degli spumanti, continuano a fare le percentuali di potassio che si va anche a depositare sull'uva, perché il potassio poi si combina in vinificazione con l'acido tartarico e lo fa praticamente precipitare, quindi perdiamo quell'acidità che per noi è fondamentale negli spumanti. Come vengono prodotti questi spumanti? Come già anticipato nel prologo La Serena, abbiamo due metodi principali. Il metodo classico, o metodo champenois, come lo chiamano in Francia, nello champagne, anzi scusate, perché fuori dallo champagne ci sono i cremant, ma non si usa neanche lì l'utilizzo del metodo champenois. E il metodo Martinotti-Charmat, quello del Prosecco, per intenderci. Poi c'è un terzo metodo che non lo usa più nessuno, a parte qualche produttore in Portogallo, mi sembra, che è qualcosa che è stato appunto inventato in Piemonte dall'Amarone Cinzano, che è una via di mezzo, ovvero la presa di spuma si fa nelle bottiglie. Avete già visto dalle fotografie qual è la differenza basilare. Il metodo classico si ha una rifermentazione in bottiglia, la seconda fermentazione, mentre invece nello Charmat abbiamo la rifermentazione in autoclave. Il metodo Marone Cinzano, la presa di spuma in bottiglia, poi si fanno dei travasi, si finisce in autoclave per poi fare le stabilizzazioni e l'imbottigliamento. È stato abbandonato perché non si riesce a proteggere il prodotto finale dalle ossidazioni. E andiamo adesso a vedere il metodo classico. Partiamo dal metodo più storico, diciamo, perché finché non sono arrivate le autoclavi come mezzo tecnologico, lo Charmat praticamente non esisteva. Adesso vedremo step by step tutto il processo produttivo. Ovviamente poi andiamo a approfondire e capirete ogni passaggio cosa viene fatto e come. Allora c'è l'assemblaggio del vino base, quello che va in seconda fermentazione a creare lo spumante. Si aggiunge un qualcosa, il liqueur de tirage o tiraggio, prima dell'imbottigliamento per far partire questa seconda fermentazione. Praticamente lieviti e il nutrimento dei lieviti. Si fa tappare la bottiglia con un tappo corona, non con il tappo fungo, poi vedremo che all'inizio fungo non è, col quale dopo noi andremo a stappare gli spumanti, è un tappo corona fatto in una determinata maniera. C'è la presa di spuma, i lieviti lavorano, una fermentazione alcolica che crea anidride carbonica che crea la sovrappressione. Finita la presa di spuma, si lascia lo spumante ad affinare sui lieviti, ovvero con tutti i lieviti che ci sono dentro, che hanno creato questa spuma. Alla fine questi lieviti li dobbiamo levare dalla bottiglia con delle azioni particolari e si chiama all'inizio il remouage per convogliare questi lieviti verso l'uscita della bottiglia e poi la sboccatura in cui proprio estraiamo i lieviti dalla bottiglia. E poi c'è il dosaggio, ovvero ovviamente abbiamo levato i lieviti, abbiamo creato dello spazio nella bottiglia, lo andiamo a riempire con un qualcosa che è questo dosaggio. Poi alla fine lo tappiamo con il tappo definitivo e facciamo il confezionamento e andremo a vedere adesso tutti i vari processi. Allora, cosa si ottiene facendo un metodo classico? Cosa ci possiamo aspettare da un metodo classico? Allora, qui si parla di processi produttivi che hanno una certa lunghezza, che hanno a che fare anche con affinamento sui lieviti, che hanno a che fare anche con delle lievi micro-ossigenazioni. Abbiamo dei colori che quindi vanno da giallo a paglierino, ma incominciano a dare delle sensazioni di evoluzione, di maturità. Il perlage è molto fine, poi vedremo perché le bollicine rimangono particolarmente piccole, quindi vanno a solidificare in maniera molto delicata il palato, ed essendo molto fine e numerose comunque non permettono una violenta uscita dell'anidride carbonica e quindi sono molto persistenti, e le vediamo molto persistenti nell'uscita dal calice.
Nell'esame olfattivo di pari passo avremo una certa complessità. Ci saranno delle note varietali, ma avremo anche delle note di evoluzioni. Stiamo parlando di lieviti che rimangono a lungo contatto con il liquido, quindi abbiamo anche dei profumi legati ai lieviti, panificazione, crosta di pane. I fiori incominceranno a essere gialli, la frutta può essere più matura e possiamo avere anche dei sentori di frutta esotica e di tostature e di frutta secca. E la sapidità che vengono date da questo affinamento sui lieviti può creare anche una certa sapidità e delle note associate a note leggermente fumée. E poi nell'esame gusto olfattivo abbiamo una grande persistenza, un grande impatto gustativo, quindi intensità, lunghezza, struttura, che proprio denota questa tipologia di spumanti. E partiamo dal primo step, l'assemblaggio. Si va a preparare il vino base che andrà in seconda fermentazione. Uve, buona acidità, quindi le abbiamo colte prematuramente, quindi abbiamo fatto una vendemmia un po' anticipata, l'alcol non è così alto, siamo sugli 11-11,5 di titolo alcalometrico del vino base. Si ottiene questo vino con pressature soffici, non vogliamo polifenoli, per esempio nel Pinot Nero possiamo capire che vinificato in bianco i polifenoli non arrivano e prendiamo solo il mostofiore di queste spremiture per creare i mosti. Temperature controllate, possono essere usate vari tipi di presse per le pressature, i famosi i mark, che sono delle presse tradizionali che vengono tuttora utilizzate. La prima sgrondatura viene eliminata e poi si prende il mostrafiore, altrimenti con le presse idrauliche moderne. E poi si va a fare l'assemblaggio di vari vini. Allora, i vari vini possono essere praticamente inerenti a uve diverse, che possono essere anche vinificate in momenti diversi, quindi Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, nel classico caso dello champagne. Ci possono essere delle parti di vino che hanno fatto una maturazione in barrique. E si possono, e vedremo che è un metodo molto utilizzato nei vini che poi identificano il vino più importante delle maison, si vanno a usare dei vini di riserva proprio per stabilizzare il prodotto, che non sia così dipendente dalla vendemmia in corso. Quindi si va a utilizzare fino a 10, addirittura 12 vini di riserve di annate diverse. Si ottengono tipi di cuvée, cuvée praticamente è il nome che identifica l'unione di questi vini. Il millesimato è un vino che abbia almeno l'85% dell'uva della stessa annata, quella in corso. Si parla dell'85%, ma posso dire anche che spesso e volentieri è proprio solo uva dell'annata in corso. I Saint-Sanné, le grandi maison di champagne vengono giudicate soprattutto sul Saint-Sanné, che è il vino più prodotto, sono quelle che portano fino a un 30% di vini di riserva. E poi se andiamo a vedere chi fa gli champagne, vediamo anche che queste percentuali vengono frequentemente superate. E poi abbiamo due tipi di cuvée che proprio identificano il tipo di prodotto, il Blanc de Blanc e il Blanc de Noir. In Blanc de Blanc abbiamo soltanto vini che provengono da uve a bacca bianca, quindi Chardonnay, Pinot Bianco, eccetera, e Blanc de Noir viceversa da vini che possono essere monovarietali, tipo tutto Pinot Nero, tutto Pinot Meunier, ma può essere anche un misto. L'importante è che siano tutti vini provenienti da vinificazione in bianco di uve a bacca nera. E facciamo partire la presa di spuma con questo famoso tiraggio liqueur de tirage. Cosa si va a mettere nella bottiglia per far partire la presa di spuma? Si mettono i lieviti selezionati appositamente per fare questo tipo di lavoro, si dà del nutrimento ai lieviti, ovvero per poter vivere e fare fermentazione alcolica devono mangiare qualcosa, e si usa dello zucchero. Viene utilizzato soprattutto zucchero di barbabietola, quello di canna viene utilizzato poi più che altro per il dosage e dare queste caratterizzazioni un po' caramellate.
Ogni 4 grammi litro di zucchero nella bottiglia si forma un'atmosfera. Quindi, per raggiungere le atmosfere che normalmente si ottengono nel metodo classico, poi ci sono anche delle eccezioni tipo il Satin, che ne parleremo nella Franciacorta, abbiamo bisogno di 24 grammi di zucchero, che fanno le 6 atmosfere tipiche. Poi mettiamo dei coadiuvanti per il mouage. Cosa vuol dire? Che non vogliamo che i lieviti si attacchino poi alla bottiglia. Quindi mettiamo delle sostanze che permettono con difficoltà al lievito di attaccarsi sul vetro interno della bottiglia. Diamo altre sostanze che facilitano la vita metabolica dei lieviti, tipo vitamine, fosfati di ammonio, eccetera, e andiamo a vedere quale tipo di lieviti andiamo a utilizzare. Allora, sono dei lieviti particolari perché sono proprio selezionati, perché intanto abbiamo creato dei vini con una grande acidità, mettiamo questi lieviti già in un vino, quindi ci troviamo già il pH basso, non è un pH che praticamente è di un vino fermo che può avere anche dei pH più alti. Abbiamo selezionato vini con un pH abbastanza basso. Resistenza alla pressione, perché non potendosi liberare, come in un vino fermo nell'ambiente, ecco che aumenta via via la pressione nella bottiglia e non deve indurre alla morte del lievito che sta provocando questa anidride carbonica. Devono resistere all'alcol proprio perché le mettiamo già in un vino e quindi sono già a 11 gradi alcolometrici di alcol minimo. Devono avere una certa neutralità aromatica e soprattutto, importante questo sulla tipologia, devono formare dei depositi caso-sabbiosi, non fanghiglie, perché le fanghiglie tendono ad attaccarsi sul vetro interno della bottiglia e questo noi non lo vogliamo. Metodo di imbottigliamento. Allora, dove andiamo a mettere, cosa usiamo come bottiglie? La classica champagnotta, è una bottiglia con nel culo una rientranza, una culotte per distribuire meglio la pressione che si viene a creare e quindi evitare la rompitura delle bottiglie, che vi posso dire anche che anche durante l'affinamento, ma anche durante la presa di spuma, degli scoppi di bottiglie che magari sono anche fallati si possono avere, quindi più la bottiglia è adeguata per sopportare questa sovrappressione e meno problemi possiamo avere poi negli ambienti di produzione. Colore normalmente è verde o marrone perché deve proteggere dal famoso colpo di luce a cui può essere soggetto uno spumante. Viene messo anche nelle bottiglie bianche, in questo caso voi troverete che questi champagne, questi spumanti sono avvolti in una carta arancione, quella carta non la levate fino al consumo della bottiglia perché proprio difende la bottiglia dai raggi ultravioletti che potrebbero causare appunto questo colpo di luce che rovina irrimediabilmente il vino. Il formato che si usa per la presa di spuma non va oltre la Magnum, proprio perché sennò si andrebbero a creare delle vere bombe, pericolo che si può creare appunto in cantina con un grosso quantitativo in presa di spuma che si esplode, poi può andare a creare anche un effetto domino e far esplodere anche tante altre bottiglie. Tutti i contenitori più grandi, le bottiglie più grandi, c'è tutta una classificazione fino alla Nabucodonosor, ognuno a seconda del numero di bottiglie o di litri hanno tutta una sequenza di nomi, vengono fatte per travaso, non per presa di spuma in quella bottiglia. E poi si va a mettere il tappo corona con questa bidule, ovvero questo contenitore in plastica dove andiamo con l'operazione che vedremo dopo, che è quella del remouage, a convogliare i lieviti per poi estrarli dalla bottiglia. Nella presa di spuma avremo ogni catasta alla sua bottiglia con l'afrometro per andare a controllare quando sono raggiunte le 6 atmosfere desiderate. Cosa succede durante la presa di spuma? C'è il consumo dello zucchero, ovvero il nutriente dei lieviti. I lieviti, vivendo, sottraggono anche vitamine e aminoacidi al vino, ma non c'è da preoccuparsi perché poi torneranno a ridonarli.
producono l'anidride carbonica, che è quello che vogliamo ottenere per creare lo spumante, producono come fermentazione alcolica 1,2 gradi etilici, che vanno a aumentare il grado totale finale, a parte il dosaggio dello spumante, e poi si producono esteri alcoli superiori, quindi morbidezza e note fruttate. Gli esteri sono tipici di questi poi aromi fruttati. Quanto dura? Beh, dipende, la presa di spuma dipende dalla temperatura in cui andiamo a fare la presa di spuma e dal pH. Più è basso il pH, più si allungano i tempi. Normalmente dalle 6 a 8 settimane. Poi c'è la diatriba in cui c'è qualcuno che dice che più lenta la presa di spuma, più il perlage viene fine. C'è chi invece sostiene che per quello è importante sull'affinamento sui lieviti, ma non per la presa di spuma. E andiamo a vedere l'affinamento sui lieviti. Le bottiglie, finite la presa di spuma, vengono accatastate. Surlat si dice, sono delle listarelle in legno per mantenere dritta la bottiglia, se no sarebbe inclinata verso l'avanti, e si accatastano in queste pile di bottiglie appunto che stanno facendo l'affinamento. Quando viene fatto? Quando abbiamo finito la presa di spuma e quindi non c'è più fermentazione, ma perché? Perché tutti i lieviti sono morti e vanno in autolisi, si dice. L'autolisi vuol dire che vanno in autodigerimento di se stessi. Si disgrega la parete cellulare del lievito durante questa autolisi e l'autolisi incominciano a essere rilasciate tutte le sostanze che per vivere il lievito ha sottratto al vino con gli interessi, perché creano anche delle sostanze metaboliche, delle sostanze azotate proprio che vengono dall'idrolisi dell'RNA e del DNA del lievito, e creano e cedono mannoproteine, che sono molto importanti anche per il perlage, questi composti azotati, vitamine e tutte le sostanze che creano anche questa rotondità del liquido entro il quale si va a sviluppare poi l'anidride carbonica. Attraverso il tappo corona, che non è proprio ermetico, perché voi pensate che questi affinamenti sui lieviti possono durare anche diversi anni. C'è una microossigenazione che crea un'evoluzione del vino dentro, tant'è vero che più è affinato il vino sui lieviti, lo spumante sui lieviti, più vediamo dei colori anche che vanno un po' più sull'evoluzione, quindi dei dorati più intensi. Ecco, qui stanno, vedete, siamo sempre dalle cantine di Clicquot-Poussardin, scusate, e queste stanno riposando. Qui vedete anche dalle bottiglie piene di polvere, piene dove si è sedimentata della polvere, che sono bottiglie che sono lì da diversi anni. Allora, quanto devono affinare sui lieviti i vari champagne o i vari metodi classici italiani? Allora, in champagne minimo 12 mesi, ma non esistono champagne solo 12 mesi di affinamento. Normalmente vengono fatti 18 se non i 36 mesi, che legalmente invece vengono indicati per i millesimati. Ogni 30 mesi queste cataste vengono smantellate completamente e si dà il coup de poignet, ovvero un'agitata violenta per rimettere in sospensione i lieviti in modo che uniformemente cedano al vino come un mettere di nuovo in sospensione il lievito, no? E adesso andiamo a fare tutte quelle operazioni che servono poi all'estrazione di questi lieviti, se no andremo a avere dei sfumanti che vengono anche tuttora, sono anche di moda, i famosi metodi ancestrali col fondo. Voi sapete che abbiamo i lieviti che non subiscono questo processo e rimangono nella bottiglia. Poi c'è chi preferisce una bottiglia sedimentata lasciando il lievito in fondo e non bevendolo, e c'è chi invece rimette in sospensione perché gli piacciono i contributi proprio dei lieviti che dà al vino. Lo scopo del remouage appunto è staccare i lieviti dal vetro interno della bottiglia e piano piano farli convogliare verso la punta per poi estrarli
dalla bottiglia. Allora, ci sono diversi sistemi, adesso c'è un po' il sistema che va più per la maggiore, anche soprattutto per i senza-né, è quello che adesso vedremo che è meccanizzato. E se no, anche per le cuvée più importanti ci sono i famosi remouer, cioè delle squadre di personaggi che hanno una tacca sulla bottiglia per seguire, vedete, forse si vede anche il gesso, il colpo di gesso che segna a che livello stiamo procedendo nel processo di remouage, in cui vanno a dare questi colpetti per tenere sempre staccati dal vetro, per staccare sempre meglio i lieviti dal vetro. Arrivano a 30.000 bottiglie al giorno questi roer, cioè fanno 6 ai 10.000 bottiglie l'ora. Non so che polsi abbiano queste persone. Vedete, questo qui qui a destra è un programma di remouage, si inizia con un ottavo di giro, a destra, a sinistra, poi si passa a un sesto, poi si passa a un quarto di giro, e ogni volta che si aumenta l'angolazione c'è un remontage, ovvero si vanno a mettere le bottiglie sempre più in verticale, proprio per far scendere, alla fine si va a avere l'ultimo remontage che è chiamato in punta, che proprio fa scendere nella bidule tutti i lieviti. E vedete in queste fotografie proprio la discesa dei lieviti in punta. La maggior parte è stato inventato nel Cava, un'altra area spagnola di produzione di metodi classici. Le giropallette sono queste scatole, scatole di ferro in cui si vanno a mettere le bottiglie. C'è un programma in cui fa tutti i movimenti nel giro di una settimana, fa quello che in diversi mesi fanno i remouer. Però per le cuvée più prestigiose viene ancora utilizzato il sistema manuale. Adesso arriviamo alla sboccatura. La sboccatura è per eliminare definitivamente le fecce dal vino, senza bisogno di filtrare, che lo troveremo nel metodo Charmat. Abbiamo due metodi: quello tradizionale, o per i piccoli produttori che non si possono permettere il secondo che adesso vedremo, è alla volée. In pratica si mette sull'avambraccio la bottiglia, abbiamo questa specie di cavatappo col manico lungo. Quando la bolla arriva praticamente inclinando in avanti ai lieviti, si stappa e la sovrappressione fa uscire il cilindretto dei lieviti. Ma quello più industrializzato e utilizzato per tutti coloro che se lo possono permettere è alla glace, ovvero si inseriscono in questi dischi forati le bottiglie, sotto c'è una salamoia dai meno 24 ai meno 50 gradi a seconda dei tempi in cui vogliamo creare la refrigerazione del collo della bottiglia vicino al tappo, e poi attraverso la stappatura la sovrappressione fa uscire il cilindretto ghiacciato che contiene tutti i lieviti. Ovviamente abbiamo creato dello spazio nella bottiglia, facendo uscire o il cilindretto ghiacciato o questa uscita di vino che espelle i lieviti. Per ridosare, quindi per riportare la colmatura alla bottiglia, si va ad aggiungere un qualcosa, il liqueur d'expédition, no? Che può essere per i vini nature, sauvage, extra brut, eccetera, zero dosage, eccetera, semplicemente il vino, lo stesso vino, senza aggiungere nient'altro. Dobbiamo pensare che in questo momento tutti gli zuccheri che erano presenti sono stati utilizzati dai lieviti per la presa di spuma, quindi lo spumante è assolutamente secco. Altrimenti ci sono delle ricette che ogni produttore tiene segreto, quindi vino base se otteniamo gli spumanti più secchi, zucchero di canna per dare un po' un dosaggio zuccherino leggermente caramellato, vini più o meno invecchiati, vini che possono essere passati in barrica che danno una leggera sfumatura di quello che c'è del legno, note tostate, eccetera. Distillato e acquavite, ecco, questa qui è una cosa che andava tanto di moda, poi dipende dallo stile, ci sono vari stili nello champagne.
però sta veramente cadendo di moda, perché si cerca sempre di avere un'unità più pura degli spumanti. Vanno molto di moda adesso i zero dosaggi, cioè proprio senza dosatura. Qui questi tipi di spumanti, ovvero distillati anche con acquavite, eccetera, vengono detti di solito troppo licherati, non piacciono più tanto, soprattutto ai giovani. A seconda della dosatura che andiamo a mettere, quindi gli zuccheri che andiamo a mettere, ecco che abbiamo tutta la classificazione per tipologia di zuccheri. Si parte dal pas dosé, dosaggio Brut Nature, Brut Sauvage, sono dosaggio zero, sono tutti sinonimi, ultra secco, meno di 3 grammi litro di zucchero. E poi si va dall'extra brut, brut, extra dry, sono tutti intervalli separati. Una volta erano per il brut e l'extra dry c'era anche una sormontazione. Adesso la sormontazione la si ha perché c'è una certa tolleranza, quindi a volte possiamo avere un extra brut che di fatto è un brut o viceversa. Fino ai dry, ai demi-sec e ai dolci, che sono anche questi caduti un po' in disuso, ma spesso si usano anche i demi-sec e le grandi maison continuano a farli. Arriviamo alla tappatura. Tutti pensano che questo qua, il tappo fungo, sia il tipo di tappo che viene messo dentro. Il tappo fungo viene praticamente a crearsi per la pressione che spinge sulla muselette, ovvero la gabbietta, che permette al tappo di non essere, soprattutto quando scuotiamo la bottiglia, praticamente espulso e quindi poi fuoriuscire tutto lo spumante. È un tappo cilindrico con 2 rondelle di rinforzo sulla parte interna e in sughero macinato. Si forma con la sovrappressione e la muselette, il famoso tappo a fungo. Poi cosa viene fatto? Viene fatto il lavaggio delle bottiglie, perché hanno fatto affinamento sui lieviti, quindi sono sporche, confezionamento, ovvero viene messa dopo essere state lavate, la famosa puff con le rette e l'etichetta, e poi vengono riposate un po', messe accatastate o già nelle scatole prima di essere diffuse sul mercato. Come produzione di spumanti nel mondo, ecco, qui ci sono tutti e due i due metodi, cioè lo Charmat, non c'è una distinzione soltanto dei metodi classici. Abbiamo che l'Europa è la più grande produttore, nelle Americhe, comunque sia in Nord America, ci sono anche dei francesi che sono andati a fare spumanti soprattutto sulla West Coast, ma anche nel Sud America ci sono addirittura dei vini che purtroppo vengono chiamati prosecchi, ma ci sono, diciamo, delle piccole produzioni di spumanti. E poi abbiamo la zona dell'Asia e Nuova Zelanda, si fanno in Tasmania, Nuova Zelanda si fanno, e anche in Australia, un certo numero di spumanti. Come produttori siamo i primi, grazie anche al serbatoio produttivo del Prosecco. Poi viene la Francia, la Germania che fa spumanti, che però la maggior parte sono dei vini che vengono comprati dall'estero e spumantizzati in casa. La Spagna con l'area produttiva del cava, dei metodi classici molto importanti. La Russia sul Mar Nero, in Crimea, che sta salendo proprio anche di qualità e vengono sempre più ricercati questi spumanti, anche se esiste il processo continuo, che invece sono degli spumanti che rimangono a livelli qualitativi abbastanza limitati, e gli Stati Uniti appunto dalla parte dell'America, in cui appunto una tradizione francese è andata a insegnare la spumantizzazione e ci sono diversi produttori di spumanti. I più famosi metodi classici, dopo vedremo quelli italiani, lo champagne per antonomasia, con il famoso trittico Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, anche se sono 7 i vitigni permessi, fa 320 milioni di bottiglie, varie zone che identificano anche le caratteristiche organolettiche, montagne di Reims, dove c'è tutta questa dorsale in cui viene fuori il miglior Pinot Nero, il Gran Cru del Pinot Nero, la Valle della Marna dove sale il Pinot Meunier, la zona forse più fredda, e che adesso vanno a cercare le grandi maison di comprare vigneti proprio per il riscaldamento globale. La Côte de Blanc dove c'è una grande coltivazione di Chardonnay, quindi Blanc de Blanc, e la Côte de Bar dove c'è sempre il solito trittico, ma il Pinot Nero
ritorna a essere grande protagonista. Cava, che viene fatto in queste zone, ma la più grande zona, la maggior zona che fa la maggior parte di cava è vicino a Barcellona, è nell'Alto Penedès. Questi sono i vitigni, anche se il Parellada ormai è troppo, non viene quasi più utilizzato perché è un vitigno molto sensibile, molto difficile, e si utilizza anche lo Chardonnay, che viene un po' dall'influenza francese. Per quanto riguarda la produzione italiana, noi abbiamo come la più grande zona di produzione è il nord Italia. Abbiamo quasi una diagonale che va dall'orientale, dal sud-oriente, dal sud occidente al nord-oriente. Si parte dall'Alta Langa, solo Chardonnay e Pinot Nero, con una bella dose di affinamento, 18 mesi minimo. Sta un po' ricorrendo le altre zone produttive anche per i numeri di produzione. Poi abbiamo la zona dei Charmat, soprattutto, famoso Asti spumante e il Moscato d'Asti, che siamo arrivati a 120 milioni di bottiglie, e poi con il fatto che gli spumanti dolci sono un po' calati nel consumo mondiale, adesso siamo su un poco meno di 90 milioni di bottiglie. L'Oltrepò Pavese, che è famoso soprattutto per il OCG, il metodo classico, il Pinot Nero, però la gran parte viene fatta in Charmat, vedete, soltanto 1,5 milioni di bottiglie metodo classico, e il resto dello Charmat viene sempre utilizzato il Pinot Nero, ma anche il Cortese, il Moscato, il Riesling ed altri vitigni. Poi abbiamo la più grande produzione di metodo classico, ce l'abbiamo in Franciacorta, quasi 25 milioni, vitigni, Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Bianco. Trentino Alto Adige è una ottima, eccellente zona di produzione dove i vini hanno anche una bella acidità, proprio perché vengono fatti già in quota. Anche qui si utilizza Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, quindi torniamo un po' al famoso trittico storico e tradizionale francese, e poi il grande serbatoio esteso anche al Friuli della produzione del Prosecco, con le 2 DOCG interne e poi l'area DOC che arriva a 700 milioni di bottiglie. E adesso passiamo al metodo Charmat. Do una controllata. Sì, ci stiamo con i tempi. Allora, metodo Charmat, come vi dicevo, è Federico Martinotti, che è il direttore della stazione analogica di Asti, che a fine 800 crea questo sistema con delle autoclavi. Sulla prima autoclave si andava a fare il vino base, sulla seconda c'erano tutte le stabilizzazioni, sulla terza, era un sistema di 3 autoclavi, si andava a fare la presa di spuma. Il problema cos'era? Era che le autoclavi erano un po' un problema produrle e venderle, perché erano rivestite internamente di legno, la serpentina di refrigerazione non è che funzionasse così bene, era una serpentina dove veniva passata dell'acqua fredda, erano in ferro, erano pesanti. A un certo punto arriva questo famoso ingegnere francese, che adesso si deve a lui il nome del metodo più utilizzato. Charmat è un ingegnere. Cosa ha fatto? Ha creato un sistema più vendibile delle autoclavi, fatta in ghisa smaltata, con un sistema di refrigerazione molto più efficiente, ed ecco che vengono vendute in tutto il mondo, dall'Europa fino al Nord Africa, le sue autoclavi. Questa è un'autoclave tipica, con gli afrometri, per creare il metodo Charmat. Quindi diciamo che è stato un espediente tecnologico che poi ha fatto prendere questo nome Charmat, ma il vero inventore del sistema è il nostro Martinotti. Metodo produttivo. Allora, andiamo a rivedere, facciamo la carrellata: assemblaggio dei vini base, spesso è monovitigno, perché si va a stigmatizzare proprio le caratteristiche varietali del vino base. Avviene una filtrazione, poi viene aggiunto lieviti, zucchero, sali minerali, e la presa di spuma viene fatta in autoclave. Ecco la grande differenza, che appunto l'anidride carbonica la creiamo in un'autoclave. Poi abbiamo l'affinamento sui lieviti, che è molto più corto di quello che normalmente si fa sui metodi classici. Travaso isobarico, perché a un certo punto bisogna levare i lieviti, mettere in un'altra tutto il contenuto che ha presa di spuma, senza perdere sovrappressione
la si va a mettere nelle autoclavi di stabilizzazione e si va a filtrare i lieviti, perché sennò rimarrebbero dentro il liquido. Si fa la refrigerazione e un'altra filtrazione isobarica proprio per stabilizzare, si fanno le stabilizzazioni tartariche, eccetera. Poi si fa un imbottigliamento isobarico sempre, ovvero mantenendo la sovrappressione, e poi tappatura e confezionamento come nel metodo classico. Andiamo a vederli. Cosa si ottiene? Andiamo a vedere cosa si ottiene, quali sono le caratteristiche peculiari di questo sistema. Beh, i colori sono più freschi, sono più di un vino che è giovane, quindi un paglierino tenue, non prendono questi colori così intensi, spesso sono verdolini che ci danno proprio un'idea della freschezza che è rimasta nel vino di partenza. Le bollicine non sono così fini perché non ci sono così tante sostanze estrattive che tengono praticamente foderata la bollicina senza farla aumentare nel volume nella sua risalita e anche quando si spritona bevendoli. L'esame olfattivo, i profumi sono più varietali, sono più freschi, sono più fragranti, sono più giovani, non hanno tutta quella complessità che abbiamo in un metodo classico. Quindi abbiamo floreale, bianco, più che giallo, la frutta più fresca, non abbiamo queste grandi note di panificazione che abbiamo o di forno che abbiamo nei metodi classici. E l'esame gusto olfattivo ovviamente abbiamo un impatto un po' più fresco, un meno impatto di persistenze o di strutture che avevamo nel metodo classico. Questa è una slide ripelogativa, quindi gialli più intensi e bollicine fini, gialli più paglierini e verdolini e bollicine quindi più di media grandezza e meno persistenti, profumi più evoluti, profumi più freschi, struttura a grande impatto gustativo e persistenze, freschezza e spontaneità, dove si va a mantenere il varietale dell'uva di partenza, che invece si perde un po' di più su un metodo classico. Preparazione. Le uve sono prevalentemente uve aromatiche, la glera in questo caso, vi ho detto, è in quell'insieme di allargamento delle classiche uve aromatiche, le malvasie, le glere, i moscati. Ribolla gialla, Müller-Thurgau, queste sono le uve che avevamo già parlato all'inizio. La vinificazione generalmente in bianco, raramente rosé, che comunque parte rosé dal vino di partenza. Ecco, quello che non vi ho detto sullo champagne metodo classico, in champagne sono più diffusi i rosé d'assemblage, ovvero si ha un vino bianco a cui si va a mettere una piccola percentuale di vino rosso a tutti gli effetti e crea il rosé. Non da salasso, come si fa da noi, come è obbligatorio fare da noi, di là li chiamano des sagniers, qua è rosé, tutti i rosé sono fatti praticamente andando a fare un vino in cui le bucce delle bacche rosse vengono tenute poco nel vino e danno poco contributo di antociano. L'assemblaggio eventuale sempre monovarietale con piccole aggiunte tipo, tanto per fare un esempio, il prosecco che c'è la bianchetta, la perera, il verdisio eccetera, si conserva fino alla primavera a temperature basse il vino così fatto e poi si vanno a mettere degli lieviti selezionati che sono gli stessi che usiamo per il metodo classico con tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto. La rifermentazione ecco che avviene però in autoclave a temperatura bassa. Questa qui è l'autoclave, questo qui è il pied de cuve, ovvero dove si mette i lieviti selezionati per rigenerarli, anche perché se li mettessimo così nell'autoclave a questa temperatura, lo shock termico li ammazzerebbe tutti. Quindi qui si fa un adattamento dei lieviti prima di inserirli nell'autoclave. Si aggiunge il vino, il pied de cuve, gli zuccheri e i nutrienti, e si ha la presa di spuma normalmente in 25-30 giorni per ottenerla un ideale. Alla sovrappressione desiderata si fa crollare la temperatura e si ferma la fermentazione. Ovviamente possono esserci ancora degli zuccheri che vanno a creare il dosaggio delle varie tipologie e ci sono dentro i lieviti. Quanto devono stare in affinamento nell'autoclave sui lieviti di spumanti? Allora, la legge dice che devono stare dal momento che inizia la fermentazione almeno 6 mesi.
La durata sulla permanenza delle fecce, quindi non si può per commercializzare un vitello Charmat prima di 6 mesi dalla vendemmia. La durata della permanenza sulle fecce dovrebbe essere almeno di 80 giorni, ma se abbiamo quegli agitatori, che li abbiamo visti prima, questo qui è un agitatore che si può collocare, quindi è più facile da pulire, o altrimenti abbiamo proprio delle eliche interne alle autoclavi, queste tengono in sospensione i lieviti e quindi danno più contributi e quindi si può ridurre i tempi di affinamento sui lieviti. Esiste dei metodi Charmat lunghi che stanno anche fino a 24 mesi e si ottiene praticamente un prodotto che è una via di mezzo tra il metodo Charmat e un po' il metodo classico, quindi il contributo dell'organolettico dei lieviti comincia a essere notevole. E poi bisogna separare dalle fecce, bisogna levare i lieviti. Come si fa? Con base isobarico, mantenendo la pressione. Ci sono questi filtri, sono vari tipi di filtri che si possono utilizzare, anche brillantante, perché è importante, perché se abbiamo dei lieviti che rimangono nella bottiglia e abbiamo ancora degli zuccheri, se avrebbe una seconda fermentazione in bottiglia indesiderata, potrebbe fare anche scoppiare la bottiglia. L'imbottigliamento è isobarico e poi si ha tappatura e confezionamento come nel metodo classico. La tappatura ovviamente è fatta con queste macchine in cui appunto si fa un abbottigliamento senza mantenendo la pressione, poi c'è una soffiata che leva quel gas inerte che mantiene l'equilibrio e si va a tappare. Vini frizzanti. Allora, normalmente sono i vini che vengono fatti col metodo Charmat. Vedete che nella loro definizione si abbassa la sovrappressione tra 1 e 2,5 con questa tolleranza, naturalmente sempre con un riferimento di temperatura per andarla a controllare, e il titolo alcolometrico ne vengono dati 2 proprio per il fatto che spesso sono abboccati, amabili e potrebbero essere anche dolci. Quindi titolo alcolometrico effettivo e totale. Ci possiamo aspettare delle caratteristiche che rispecchiano un po' il metodo Charmat, ma forse ancora più fragranti, cioè se proprio si va a sfruttare tutta l'aromaticità delle uve come vengono fatte, spesso anche negli spumanti dolci, pensate soltanto a un moscato d'Asti, grandi freschezze, e si tappano di solito con un trappo troncoconico che viene inserito dentro e poi legato con uno spago. È un classico anche dei nostri prosecchi, per esempio col fondo, senza la gabbietta, anche se molti hanno ancora la gabbietta, però col tradizionale che una volta proprio nei metodi ancestrali veniva fatta la legatura del tappo. Finiamo con gli spumanti dolci. Spumanti dolci, metodo Martinotti Charmat, però particolare. In pratica si ha prima la creazione del mosto, per esempio se prendiamo di esempio il moscato d'Asti, anche qui come i famosi Sansanè dello Champagne si va a cercare di creare un prodotto stabilizzato, ovvero che nelle annate abbia sempre le stesse caratteristiche. E quindi si può anche fare un assemblaggio di mosti di annate precedenti. Questi mosti viene fatta una serie di operazioni per renderli infermentescibili, ovvero si chiarificano, si limpidiscono, si fanno delle filtrazioni dopo le stabilizzazioni a basse temperature e dopo un lungo riposo arriviamo proprio alla filtrazione brillantante. Alla presa di spuma mettiamo il tutto in un'autoclave e si va a praticamente fermentare lo stesso mosto che è pieno degli zuccheri naturali che non sono stati trasformati in un vino base. Quindi si va a fare la prima fermentazione, ecco perché nella definizione che abbiamo trovato all'inizio si parla di prima o seconda fermentazione, perché bisogna tener conto di questo tipo di spumanti, ovvero che da mosto in una botta sola vanno in autoclave a creare sia il vino, quindi il titolo alcolometrico desiderato, sia la sovrappressione, perché a un certo punto si chiudono gli sfiatatori dell'autoclave e l'anidride carbonica rimane. Ovviamente se lo si fa più tardi il vino può essere frizzante tipo un moscato d'Asti, se no si può arrivare fino
con autoclavi che sopportano delle atmosfere maggiori, a creare, non so, un astispumante o uno spumante dolce che quindi ha i classici dai 3 atmosfere in su. Come si fermano? Si fermano con, scusate, si ferma refrigerando, ok? A -4 si blocca la fermentazione, gli zuccheri sono rimasti dentro il vino ed è importantissimo qua fare una sterilizzazione isobarica, una filtrazione sterilizzante isobarica in cui dobbiamo levare assolutamente tutti i lieviti, perché con tutti gli zuccheri che ci sono in un vino del genere, i lieviti andrebbero a moltiplicarsi e far partire una seconda fermentazione, rovinando il vino o facendo scoppiare la bottiglia. Imbottigliamento isobarico, tappatura e confezionamento, con, a seconda che è frizzante piuttosto che spumante, muselette, ovvero gabbietta, piuttosto che anche semplicemente il tappo conico fermato dalla coiffe. Dove trovate tutto quello che vi ho raccontato? Dal libro lo trovate nella classificazione spumante, pagina 124, poi abbiamo i 2 metodi, classico, Charmat, e gli spumanti dolci, a queste dal 134 al 148, poi alla fine abbiamo la pagina in cui spiega i vini frizzanti. Quali domande sarebbe importante saper rispondere dopo la lezione e ovviamente dopo aver studiato opportunamente? Ovvero, categorie degli spumanti, sapere quali sono le categorie, ne abbiamo parlato. Le principali zone di produzione italiana, siete dei sommelier che lavorano in Italia, bisogna sapere dove andare a provare gli spumanti, dove vengono fatti questi spumanti. Il processo di produzione, il metodo classico e le caratteristiche organolettiche che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare dal metodo classico, e altrettanto sapere il processo, quali sono i crismi di produzione di un metodo Charmat, Martinotti Charmat, e quelle che sono le caratteristiche organolettiche di un Martinotti Charmat. Io ho finito.